Partiti. Giolo Osenda, Giolo Levorato, Damiano va su! Osenda, Raga, io ero sempre da là. Stava nuova, eh? Io Cosa? non dimenticate che cazzo! No, che ho messo via i putelli, c'era qui. e allora eccolo il gruppo che passa ai meno 5 con in testa il gruppo Sebastiano Chiesa. Va su Damiano! Chiesa, attenzione, c'è un contatto di gara, resta in piedi Levorato. Da dietro ora sono risaliti Sì, va su, ma quando ritorna qua se la ed è l'atleta del gruppo Cosmo Noale. Tu non fa le linee e poi li vinci. In testa al gruppo, al passaggio col contagiri a meno 4 sul rettilineo si cercano ancora le posizioni con Scattolin in testa al gruppo. Poi Yuri Liberato, sta dentro, Osenda. Vuoi che salga va per fuori? Queste le prime 4 posizioni. Ancora Scattolin a dettare il ritmo in testa al gruppo, al passaggio sul traguardo Contagiri a meno 3, quindi siamo a metà gara. All'esterno porta su un treno Milano su Damiano! ed è proprio Milano che si porta ora in prima posizione. Risale anche l'atleta dell'Alte Ceccato, vediamo il body dell'Alte ora in testa al gruppo. No, terzo. Alberto Bragiotto si è portato in testa al gruppo. Attenzione, c'è una caduta in fondo, una curva larga, sono andati a muro, o per meglio dire a barriera, due atleti, uno del Pattinatori Spinea, un altro del Skating Club Pertichese. Praticamente è andato nel suo box l'atleta della Pertichese, il problema è che c'era il filo, lo hanno preso in pieno e intanto in testa al gruppo Giolo e Levorato con Osenda, Bragiotto, poi Borgonetti hanno preso la campana dell'ultimo giro con la coppia di pattinatori Spinea insidiati da Osenda. Osenda ora cerca posizioni, Giolo protegge l'uscita di Levorato che va a chiudere. Levorato, Giolo, Osenda e poi via via tutti gli altri. Abbiamo ancora atleti in gara, attenzione, abbiamo ancora degli atleti in gara che devono terminare la loro prova. Hai paura? E allora sono partite 2000 metri in linea, vediamo se lo vede quest'ultima finale di giornata. C'è una caduta, si rialzano, una caduta nella quale è rimasta coinvolta un atleta del Rovigo e poi forse anche, non ho visto se è caduta o se ha poi rallentato rispetto alla caduta l'atleta di Scalcovigo. E intanto al passaggio ai meno 5
si porta in testa la Rovigo. Ora c'è un rallentamento in testa al gruppo che si ricompatta. Ed eccole ora nuovamente sul rettilineo d'arrivo. Andretta davanti ad Osenda, poi dietro sono un po' tutte schiacciate. Osenda ora in testa al gruppo, seguita dall'atleta dell'Alte Ceccato Marchiotto. Abbiamo ora le atlete di Rovigo che vanno a cercare di risalire le posizioni e portarsi in testa al gruppo e si presentano al passaggio dei -3. Con le due atlete Dobreva e poi Pigato in testa al gruppo, ma ora già le posizioni sono cambiate, è un alternarsi in testa al gruppo di posizioni con dietro che faticano a venire su, segno che l'andatura comunque è sostenuta al passaggio dei -2. Osenda con Marchiotto, Pigato e poi Tramontani. Osenda ora in testa al gruppo con Marchiotto, anche Nafti si fa vedere nelle prime posizioni, era stata coperta fino ad ora al passaggio sono della Campana, ultimo giro. Osenda, Marchiotto, Nafti all'interno, Bullo. Osenda, Marchiotto, Bullo, Nafti. Queste le atlete delle prime posizioni, poi Tramontani. Ed è Marchiotto che lancia lunga la volata, ed è Marchiotto che si presenta sull'arrivo davanti a Osenda, poi Bullo, poi Nafti, poi Tramontani e via via tutto l'altro.